stavano prelevando agli sportelli bancomat, ma poi con una mossa fulminea li derubava. È stato identificato e fermato dai carabinieri responsabili di furti a Maserata e Paese. L'assurda morte dell'imprenditore di Roncade sulla Treviso Mare, ecco il macchinario che si trovava sul trattore dal quale si è sganciato il cavo killer, il difensore dell'agricoltore. È un evento imprevedibile. Omicidio di Anica, Franco Battaglia, al momento unico indagato per la morte della donna, sarà interrogato nella giornata di lunedì. Continua il lavoro del RIS, a settaggio l'auto di proprietà. Continua e pesantissime minacce alla sua ex compagna, una 53enne di Oderzo condannato per stalking. La vita della donna era diventata un incubo. Salviamo la sanità pubblica, lo slogan di medici, operatori sanitari e cittadini scesi in piazza oggi in tutta Italia. In Veneto, assemblea collettiva questa mattina all'ospedale di Conegliano. Medici mobilitati a sostegno della sanità pubblica, anche tra i reparti di psichiatria. Il sindacato avverte impennata di casi tra i giovani, occorrono fondi e personale. Il Treviso Pride in programma sabato continua a dividere maggioranza e opposizione. Vietato ai consiglieri di indossare la fascia bianco-azzurra durante la marcia. L'ex sindaco ribadisce: i diritti non si conquistano così. Da domani pomeriggio al via d'Aldunata Triveneta degli Alpini a Belluno, palchi in allestimento, percorso tracciato. Antenna 3 seguirà tutti gli eventi legati alla festa delle penne nere e domenica la non stop della mattina per seguire la sfilata lungo le vie della città. Buonasera TG Treviso, ben ritrovati. Come avete sentito dai titoli, partiamo con una notizia di cronaca. È stato individuato, fermato dai carabinieri, un uomo che si avvicinava ad anziani che stavano prelevando allo sportello del bancomat, fingeva di aiutarli, in realtà li derubava. Vediamo i particolari nel servizio di apertura. Eccolo il 21enne rumeno che allo sportello bancomat finge di aiutare l'anziano, in testa un berrettino dei Lakers, addosso una felpa griffata, occhiali scuri e una mascherina per coprire parzialmente il volto. Approfitta della fragilità delle sue vittime per carpire loro la fiducia e per distrarle. Poi, con un movimento fulmineo, le deruba. 2 i colpi che vengono contestati al giovane. Il primo a Maserata, lo scorso 5 giugno. Il malvivente riesce a portare via ad un 66enne ben 2.000 euro. Nella stessa giornata si sposta e si dirige a Paese. Qui, sempre nello stesso istituto di credito, prende di mira una donna. Riesce a portare via 200 euro. Stesso modus operandi. Nel momento in cui l'erogatore metteva il contante, sottraeva la somma con una mossa repentina o addirittura frapponendosi fra l'utente e il bancomat stesso. Le indagini dei carabinieri, che hanno raccolto significativi elementi indiziari a carico del 21enne, già conosciuto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, sono state poi suffragate anche dalla testimonianza di alcuni cittadini. Il giovane è stato infatti notato sempre a Maserata mentre stava tentando un altro colpo. Proprio la collaborazione di questo cittadino consentiva alle pattuglie sul territorio della radiomobile e della stazione di Maserata di intercettare il soggetto che con improbabilità si stava accingendo a mettere a segno un ulteriore colpo. Infatti l'abbiamo trovato nelle immediate vicinanze di un istituto di credito in atteggiamento sospetto. Fermato all'interno dell'auto del 21enne sono stati trovati e sequestrati anche gli abiti utilizzati nei precedenti colpi. L'appello dei carabinieri agli anziani: di non fidarsi di queste persone sconosciute che si avvicinano con atteggiamenti solo all'apparenza collaborativi e di chiamare immediatamente il 112 qualora si rimanga purtroppo vittima di episodi del genere. Ancora una truffa a danni degli anziani. Siamo a Conegliano, una coppia è stata derubata da 2 malviventi che si sono finti poliziotti. Si sono presentati davanti alla porta di casa dei 2 anziani vestiti con una divisa molto simile a quella d'ordinanza e mascherine a coprire naso e bocca. Un piano studiato e organizzato nei dettagli, quello messo a punto da 2 malviventi. Era l'ora di pranzo quando i 2 hanno suonato a casa della coppia di anziani di 84 e di 85 anni. Fingendosi forze dell'ordine, i proprietari hanno detto che c'era il rischio che potesse verificarsi un'esplosione a causa dell'entrata di gas nelle tubature dell'acquedotto. Gli anziani, allarmati, hanno seguito le direttive dei finti poliziotti. In questo modo i ladri sono entrati in casa e con una scusa hanno fatto svuotare la cassaforte. Al suo interno soldi, orologi di valore e gioielli per un ammontare di circa 60.000 euro.
Dopo essersi impossessati del bottino, i finti poliziotti sono fuggiti a bordo di un'auto. I coniugi, dopo essersi resi conto di essere stati truffati, hanno sporto denuncia. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire all'identità dei due malviventi. L'incidente sulla Treviso Mare di domenica ha costato la vita a Gastone Feltrin. L'agricoltore, indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso, si difende dicendo di non essersi accorto di nulla. Evento imprevedibile, così dice il suo avvocato. Questo è il macchinario dal quale si è staccato il cavo che ha strangolato, uccidendolo, Gastone Feltrin, l'imprenditore 64enne di Vaglio, morto domenica pomeriggio sulla Treviso Mare mentre era in sella alla sua motocicletta. L'uomo si è ritrovato il filo all'altezza del collo e non ha avuto alcuno scampo. Una fine atroce e assurda per la quale si trova ora indagato un agricoltore 60enne della zona. Omicidio colposo e omissione di soccorso le ipotesi di reato. Era lui alla guida del trattore su cui si trovavano installate le 6 bobine, ognuna con un cavo di nylon da 1000 metri. Questo è un macchinario che viene impiegato nella coltivazione della vite e serve a legare, in quota le viti, ma in realtà sono delle bobine che si svolgono in successione e qualora, come in questo caso, accidentalmente avvenga questa disvolgitura, o come altrimenti si dice, in realtà il filo sta per terra, non è mai in quota. Un'anomalia quindi sulla quale occorrerà fare piena luce con l'agricoltore che non si sarebbe accorto di nulla finché un automobilista non ha suonato il clacson avvertendolo del cavo che stava perdendo. Quando si è visto di aver disperso del filo a distanza di 300-400 metri da Treviso Mare, è tornato indietro per tentare di recuperarlo. Quando è arrivato alla Treviso Mare, il sinistro era già caduto e già era presente l'ambulanza. È rimasto sotto shock. Credo che sia una reazione umanamente comprensibile. Io ritengo che non vi sia stata nessuna omissione di soccorso, atteso che i soccorsi erano già in atto. Sull'ipotesi dell'omicidio colposo ritengo che si sia trattato di un evento, come ho detto prima, imprevisto ed imprevedibile. La mattina dopo, lunedì, è stato lo stesso agricoltore a mettersi a disposizione della magistratura, sottolinea la difesa, per cui va considerata anche un'altra variabile. Un fortissimo temporale, un vento altrettanto forte, lui non si è accorto minimamente che questo filo che aveva accidentalmente disperso e della quale non si era avveduto, aveva in qualche modo, con modalità inspiegabili, costituito un ostacolo per il traffico sulla Treviso Mare. Siamo al caso di Anika, troppe le incongruenze. Franco Battaglia, al momento unico indagato per la morte della donna, sarà ascoltato lunedì. Continua il lavoro del RIS a Settaccio, le auto di proprietà. Dopo la villetta di via Europa d'Arcade, i carabinieri del RIS hanno passato a setaccio le auto di Franco Battaglia che si trovano sotto sequestro e a disposizione dei carabinieri. La Mercedes rossa, ma soprattutto il pick-up che secondo la ricostruzione della procura potrebbe aver trasportato il corpo esanime di Anika Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio. Anche nelle ultime ore tra i sedili e i bagagliai si sono cercate tracce del passaggio della donna, ex dipendente nella pescheria di Battaglia e collaboratrice nell'abitazione del 76enne, unico indagato al momento per la fine di Anika. I due si sarebbero visti poco prima della scomparsa della 31enne, con Battaglia che, così come riferito nella prima ora, era andato a prenderla in macchina all'Istra di Treviso e l'aveva portata ad Arcade anche per consegnarle la dichiarazione fiscale del periodo lavorativo svolto in pescheria, una richiesta espressa della donna. Proprio della documentazione alla ricerca di riscontri oggettivi sarebbe stata prelevata dai carabinieri nell'attività alle porte di Spresiano, che continua a rimanere aperta. Battaglia, nei confronti del quale non c'è nessuna misura restrittiva, sarà sentito nuovamente dagli inquirenti nella giornata di lunedì. Alcune sue dichiarazioni non tornano, ma soprattutto deve essere fatta chiarezza su quanto riferito dall'uomo, ovvero che Anika dovesse incontrare di lì a poco una terza persona. Quanto ai rilievi della RIS tramite Luminol ci vorrà del tempo. Quello che è certo è che eventuali tracce di sangue, pure lavato o rimosso, possono essere individuate anche dopo parecchie settimane. Analisi sono inoltre previste sui mezzi in dotazione alla pescheria.
Ancora cronaca, sequestrata e violentata per 3 mesi da un 40enne albanese. Siamo a Castelfranco Veneto, una vicenda che risale al periodo compreso tra l'agosto del 2021 e il settembre 2022. Riguarda una 26enne sposata, anche lei di origine albanese. La donna sarebbe stata costretta a lasciare il marito per andare a vivere con il suo presunto aggressore. Quest'ultima si sarebbe poi liberata fuggendo dalla prigionia. Oggi l'udienza è in tribunale a Treviso, dove hanno sfilato diversi testimoni, tra cui il marito della vittima e lo stesso aggressore. Al termine, in aula, il pubblico ministero Francesca Torri ha chiesto una rimodulazione contestando, oltre alle accuse già formulate in precedenza, violenza sessuale e maltrattamenti, anche il reato di stalking. L'udienza è rinviata al 13 di luglio. E poi continue pesantissime minacce la sua ex compagna. Una 53enne di Oderzo è stato condannato per stalking e violenza privata. Inviava alla sua ex compagna messaggi e lunghe mail di minacce di morte, oltre a numerosi insulti. Non preoccuparti, le scriveva l'uomo, io ne sono capace. Una storia la loro finita da tempo, ma non per il 53enne di Oderzo, che non voleva rassegnarsi. Nell'aprile del 2022 questa persona, che era appunto l'ex convivente, una convivenza cessata molto tempo addietro, aveva inviato delle mail in cui veniva rappresentato il desiderio e il pensiero di uccidere questa donna, in cui appunto veniva rappresentato il fatto che questa persona sarebbe stata in grado di ucciderla per un sentimento di odio e di rabbia. Esasperata la donna, che dall'uomo aveva avuto 2 figli, tanto da denunciare la situazione ai carabinieri. Per lei era scattato il codice rosso per le vittime di violenza. È scattato il codice rosso, è stata sentita dai carabinieri, sono state poi fatte delle indagini e poi la procura ha attivato immediatamente una richiesta di emissione di misura cautelare personale nei confronti di questa persona, che tra l'altro era già attinta da un precedente specifico nel 2017 e aveva anche un precedente ammonimento, divieto di avvicinamento. Ecco. Ti ucciderò, le aveva scritto nelle mail. Poi frasi come sarà un esempio per tutte le altre coppie. Non solo, il 53enne aveva addirittura detto al pubblico ministero: voglio che il nostro caso sia un paradigma, qualche cosa di cui tutti dovranno parlare e a lungo. I fatti risalgono ad aprile dello scorso anno. La coppia, fra l'altro, lavora nella stessa azienda metalmeccanica, ovviamente in turni diversi, ma la vittima era terrorizzata. Una situazione di ansia, di preoccupazione, che queste condotte, queste idee, questi propositi di uccidere venissero poi attuati. Oggi è arrivata in tribunale a Treviso la condanna in primo grado a 2 anni e 2 mesi per stalking. Un uomo di 40 anni è stato condannato oggi in contumacia dal Tribunale di Treviso alla pena di 8 anni di reclusione perché è riconosciuto responsabile di un traffico di eroina attivo a partire dal 2015 nel Trevigiano. L'uomo è stato fermato nel 2017 lungo la A27 nei pressi del casello di Spresiano. Nascosta in auto, le forze dell'ordine avevano trovato diverse dosi di droga. Immediate le indagini che avevano portato a scoprire che l'imputato aveva messo in piedi un vero e proprio traffico con la cessione di varie centinaia di dosi per una quantità complessiva di droga che secondo il giudice non rientrava nel limite della modesta quantità. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Salviamo la sanità pubblica è lo slogan portato da medici e operatori sanitari scesi in piazza oggi in tutta Italia e in Veneto. Un'assemblea collettiva questa mattina all'ospedale di Conegliano per discutere dei problemi in cui versa il sistema sanitario locale. Quando la gente è stanca, quando la gente viene aggredita e quando la gente viene incolpata di colpe che non ha, perché non sono scelte sue, e allora se ne va. Questo è quello che accade. Sono stanchi medici, sanitari e le associazioni che hanno organizzato manifestazioni e sit-in in 39 città italiane per difendere la sanità pubblica. A Roma, davanti al Ministero dell'Economia e Finanze, lo slogan: vi siete già dimenticati di noi? Salviamo la sanità pubblica. Da Conegliano, il segretario aziendale dell'Associazione Medici Dirigenti dell'ULSS 2 mette in guardia sui pericoli derivanti dalla mancanza di fondi e di personale. Se il personale è carente, alla fine tu puoi fare qualcosa in più, ma non puoi fare tutto. Allora andrebbe più che altro strutturato dall'inizio sull'appropriatezza delle richieste e sull'appropriatezza della distribuzione delle risorse.
Ma se le risorse mancano, puoi essere geniale finché vuoi, ma il problema comunque non lo risolvi. Medici e infermieri che nel caso dell'ospedale di Conegliano sono spesso costretti a svolgere anche compiti per i quali non sono specializzati, operando in urgenza e in carenza di risorse umane e strutturali che vanno ad incidere sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni svolte. Mancando proprio il personale specialistico in alcune specialità, ti viene chiesto di in qualche modo tamponare, ma anche questo non è corretto. Tu hai una tua professione, hai una tua specializzazione e quello devi fare, quello sei abilitato a fare. Il resto è esercizio abusivo della professione. Bene lo stanziamento da parte della Regione di 5 milioni di euro all'US 2 per le prestazioni aggiuntive, commenta il sindacato, ma gli obiettivi devono essere realizzabili. Difficile a loro dire che possano azzerarsi le liste d'attesa entro l'anno. Dai medici dunque il grido d'allarme e la richiesta di essere ascoltati dalle dirigenze. In quanto sindacati chiediamo di essere sempre coinvolti in queste scelte, coinvolti nelle problematiche e nelle decisioni, perché troppo spesso arrivano delle decisioni prese dall'alto alle quali dobbiamo semplicemente dare una risposta, obbedire, punto. Medici mobilitati a sostegno della sanità pubblica anche tra i reparti di psichiatria. Il sindacato avverte il disagio mentale è in aumento, servono fondi. Bisogna però fare una programmazione, voglio dire, c'era una programmazione che diceva quali specialità erano carenti e ad esempio per quanto riguarda la salute mentale nel 2023 sono stati tolti 10 posti a Padova e 7 posti a Verona. Non va verso, voglio dire, una logica di apertura. Sono allarmanti i dati sulla salute mentale in Veneto. In continuo aumento i disagi che richiedono un supporto psichiatrico, mentre diminuisce la spesa pubblica per i reparti di psichiatria e per tutto il comparto che si occupa di salute mentale. Un disagio che cresce soprattutto nei giovani nella fascia d'età tra i 14 e i 24 anni, in cui i casi di esordio nella regione sono aumentati negli ultimi 3 anni del 57%. Dei 1158 pazienti minori di 14 anni ricoverati nel Veneto, solo il 17% dei casi è stato ricoverato ai reparti di neuropsichiatria. Questo non va bene. Noi insistiamo sulla prevenzione in tutti gli ambiti, ma voglio dire nell'ambito della salute mentale abbiamo un incremento che è stato quantificato il 30%, voglio dire, dell'utenza psichiatrica. La richiesta è che vengano date risposte ai bisogni che i sindacati dei medici pongono di fronte alle difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare in corsia. Occorre personale, occorrono strutture. Benissimo il lavoro, la conferenza che è stata fatta, voglio dire, di approfondimento, ma poi dopo bisogna applicare, investire economicamente nel personale. Parliamo ora del Pride, in programma a Treviso sabato pomeriggio 17, la manifestazione per i diritti ha già iniziato a dividere maggioranza e opposizione, vietato ai consiglieri indossare la fascia azzurra durante la marcia, una decisione che secondo il PD non ha un vero e proprio fondamento. Sono linee guida, non è un regolamento. L'unica norma che c'è è la norma statutaria che dice che appunto i consigli comunali sono dotati di fascia con i colori o stemma del comune, bla bla bla, indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale. Quindi questa è l'unica norma che c'è, il resto sono delle linee guida. Su questo punto si concentra il nuovo botta e risposta tra il consigliere di minoranza Marco Zabaia e il sindaco Mario Conte, motivo del contendere la richiesta espressa via mail, eccola, da parte della minoranza di poter indossare la fascia dei consiglieri al Pride di sabato pomeriggio. E la richiesta che noi facevamo era quella di poter dare visibile rappresentanza a una manifestazione che ha un'importanza civile. Autorizzazione respinta dal presidente Antonio Dotto, una scelta sostenuta dal primo cittadino. In realtà è giusto partecipare, chi vuole partecipare, chi crede che quei temi siano da sostenere attraverso la partecipazione, ci mancherebbe altro. È altrettanto vero che l'indossare la fascia è ben regolamentato dal regolamento comunale, quindi la posizione di Dotto è quella di rispetto del regolamento e non è una posizione pregiudiziale nei confronti del Pride. Tra Pride e amministrazione ad oggi c'è un manifesto, diversi punti condivisi, come quelli in cui le posizioni rimangono divergenti. Ho bisogno di approfondire proprio insieme a loro e quindi invece di sottoscrivere un manifesto ho aperto un tavolo di dialogo. Più netta la posizione dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Io esco da una civiltà dei miei avi
che nulla aveva a che vedere con queste cose. Quindi nessun esponente pubblico deve accompagnare o dare l'ok a queste manifestazioni. I diritti si possono conquistare nelle sedi opportune, ma non scendere in piazza. Nessuna sfida all'orizzonte, incassato il no del Presidente, la minoranza ha deciso di sostituire la fascia del Consiglio con una appositamente creata con i colori dell'arcobaleno. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia di buonsenso. La politica con il dopo Berlusconi, Forza Italia andrà avanti anche in Veneto, rassicura Flavio Tosi, che ricorda il suo ultimo incontro con il leader. Poi nuovamente Giancarlo Gentilini, l'unità del centrodestra secondo lui è a rischio. Sarà la famiglia a dover decidere cosa sarà di Forza Italia, ma non perché il simbolo com'è nei fatti appartiene alla famiglia, ma perché per chiunque Forza Italia vuol dire Berlusconi, Berlusconi vuol dire Forza Italia. E quindi sarà la famiglia Berlusconi insieme ad Antonio Tajani, che è il coordinatore nazionale scelto da Berlusconi, a dover decidere come proseguire. Io sono convinto di una cosa, che si proseguirà senz'altro. Una storia che non finisce qui, dice Flavio Tosi. Da marzo coordinatore regionale degli Azzurri in Veneto. Con Berlusconi, ricorda, aveva affrontato il nodo dell'autonomia e stava riorganizzando la macchina del partito. L'ultima volta che ci siamo visti e anche sentiti, non molte settimane fa, da lui, ovviamente a Villa San Martino, si parlava del coordinamento regionale, che poi appunto, come sapete, sono diventato coordinatore regionale, e mi ha rimproverato per la barba. Purtroppo la faccio non spesso. Quello che mi disse è che da me si aspettava che io costruissi una sezione, quindi un gruppo di persone per Forza Italia in ogni comune del Veneto, che è l'incarico che mi sono assunto volentieri e a maggior ragione adesso doverosamente porto avanti. Ora c'è il tema della leadership, con un pezzo di Forza Italia che guarda a Marina Berlusconi, ma ogni nome forse è prematuro. Lo stesso Cavaliere non aveva preclusioni. Ha sempre parlato bene di Matteo Renzi e ha sempre lasciato aperta la porta aperta di Forza Italia a Matteo Renzi. Chiaro che le sorti di Forza Italia siano legate a quelle del centrodestra. Berlusconi univa le due anime, leghista e meloniana. Giancarlo Gentilini non ha dubbi. Berlusconi era l'unico trade union e adesso ci sono due concorrenti che non hanno più quello che intrecciava i loro rapporti. Questo sarà un salto nel buio per la nostra civiltà. Senza la mediazione di Berlusconi credo che ci sia una grande difficoltà di andare d'accordo. Hai capito? Nella vita ci vuole solo uno che comandi. Ha raggiunto e superato in poche ore le 5.000 firme la petizione su Change.org lanciata dal 42enne di Mogliano Lorenzo Brutti, con la quale si chiedeva la revoca del lutto nazionale per i funerali di Berlusconi. Dopo la chiusura della petizione, Brutti ha scritto una lettera a Palazzo Chigi allegando le 5.012 firme contrarie a questa decisione. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, linea alla regia. Ben ritrovati TG Treviso, ripartiamo dai social network con la storia di un 63enne che ha chiamato porci alcuni politici sulla sua pagina Facebook. La Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione perché gli insulti sui social, la dialettica politica ormai è consuetudine, una richiesta che fa discutere soprattutto a Treviso. L'offesa politica sui social potrebbe non essere più un reato. A ipotizzarlo la richiesta della Procura di Venezia di archiviare il caso di un 63enne che sulla propria pagina Facebook aveva chiamato porci alcuni amministratori pubblici. Il caso Venezia è destinato a far discutere. Per la Procura l'insulto ai politici è consueto nella dialettica quotidiana, a tal punto da perdere la forza lesiva per diventare semplice critica. Secondo me non è affatto giusto, però vorrei dire, perché cominciamo a dare tutto questo peso a questi social che stanno distruggendo i rapporti umani con le persone? Ritengo che vadano quantomeno sanzionati. Perché poi oltretutto l'offesa sui social, così uno si sente libero di farlo anche perché non ci mette la faccia.
e di conseguenza sicuramente non è una buona cosa e va comunque regolamentata. Dovrebbero essere delle regole che siano condivisibili. Sempre più persone sono iscritte ai social, piattaforme utilizzate abitualmente dalla politica, ma ancora non soggette ad una vera e propria regolamentazione. Magari prendere un provvedimento che potesse anche valorizzare quello che è il social per essere utilizzato in modo costruttivo. Io penso che offendere sia molto grave, infatti parlo sempre del fatto che bisognerebbe iniziare a regolamentare un po' la comunicazione sui social, fare una verifica dei profili in modo che tutto sia tracciabile. Una non sanzione forse non è appropriata, nel senso che bisogna far riconoscere i valori, non solo nella vita tangibile ma anche online. È poco educativo anche rispetto a chi usa i social. Quindi secondo me è sbagliato. Comunque una comunicazione è una comunicazione in ogni caso, in qualsiasi luogo e sede. Quindi che sia Facebook o sia vis-à-vis è sempre un'offesa? Sì, chiaramente. Prende il via questa sera il Festival delle Abbazie, Abbazie in Festival, la nuova rassegna di musica e arte che unirà i luoghi storici più diffusi in provincia di Treviso, 4 diverse location, quelle scelte come elemento di richiamo alle opere artistiche all'insegna della bellezza e dell'essenzialità. 4 tappe importanti partono stasera, si alza il sipario da questa cornice meravigliosa dell'abbazia di Santa Maria del Pero a Monastero di Treviso con l'opera. Ritorna l'opera lirica, l'Elisir d'amore di Donizetti, uscendo dai grandi teatri, dalle grandi arene, e nella nostra semplicità cercheremo di emozionare con questa produzione veneta. Tra storia, territorio e musica si muove il Festival delle Abbazie. A Monastier la prima serata con 40 artisti tra cantanti solisti e coro che saliranno sul palcoscenico. La rassegna musicale, che terminerà il 13 luglio, vedrà in scena il jazz dei teatri di Broadway a Vidor e poi un incontro tra le culture dal Mediterraneo all'Adriatico che si terrà a Nervesa della Battaglia. Alla commedia dell'arte sarà dedicata invece l'ultima serata a Mogliano Veneto. Accessibile a tutti, senza barriere, accessibile la cultura per tutti affinché tutti noi possiamo veramente vivere di queste emozioni estive. Parte domani pomeriggio la Dunata Triveneta degli Alpini, ovviamente Antena 3 seguirà tutti gli eventi legati alla festa delle penne nere. Sezione di Treviso. Lo scorso anno ad Asiago, da domani a Belluno, in diretta su Antenna 3 tutti gli appuntamenti della 3 giorni dedicata alle penne nere della Dunata Triveneta. A partire da domani, con l'inizio ufficiale del raduno, le prime immagini e testimonianze raccolte dalle nostre telecamere, in diretta poi da sabato mattina sul Nevegal, per seguire l'alzabandiera e dalle 10:30 la Santa Messa in onore dei caduti celebrata dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. La diretta continuerà a partire dalle 21 dopo i nostri telegiornali per raccontare la serata alpina bellunese tra cori, canti e ricordi dei nostri alpini. Sarà lo sfilamento dall'ammassamento di Cavazzano fino al passaggio della Stecca con la sezione di Venezia, protagonista della giornata di domenica. Amor di patria, rispetto del tricolore, fratellanza, solidarietà, coraggio, determinazione, volontà di essere e soprattutto di fare. Sono le manifestazioni di fede e di concretezza. Le penne nere tornano a Belluno dopo il raduno Triveneto del 2011 nei terreni feriti del Vaionte e di Vaia, con uno sguardo sempre rivolto a chi è più in difficoltà. Un raduno, quello di domani, che guarderà l'Emilia-Romagna, dove hanno operato le penne nere della Protezione Civile dell'ANA. Riflettori e telecamere sempre accesi sui nostri alpini. Non perdete questo appuntamento con le penne nere, custodi da sempre delle nostre montagne. E allora andiamo nel bellunese con tutte le notizie. Partiamo proprio da Belluno con tutti gli allestimenti per la 3 giorni a partire da domani. Si stanno montando i palchi delle autorità qui per il fine settimana alpino di Belluno. Ultimo atto pratico di un programma che ci viene illustrato dal presidente della sezione Lino De Pra.
Oggi siamo abbastanza a buon punto e quindi diciamo che con questo atto conclusivo poi formalmente siamo a posto. Ricordiamo un po' il percorso. Partiamo dal quartiere di Cavarzano, da via Giovanni Paolo I in particolare, piazzale Fani dove verrà fatta la resa degli onori alle massime autorità, il Labbro Nazionale, poi dopodiché scenderemo, imboccheremo il Ponte degli Alpini al quale noi ci teniamo in modo particolare e poi faremo viale Fantuzzi, via Segato e poi entreremo in piazza dei Martiri. Passeremo davanti alle tribune, il cerimoniale è stato organizzato in maniera tale che tutti quanti abbiano la giusta visibilità e poi scenderemo verso via Simon da Cusighe per lo scioglimento. Sappiamo già che ci sono numerosi pullman che arrivano, siamo sull'ordine oltre un centinaio di pullman con tutti i parcheggi adeguati. Trovate tutto comunque sul sito della sezione. Chi invece viene solo per vedersi la sfilata dalle transenne, come si deve muovere? Potete utilizzare quelli che sono i parcheggi anche all'esterno della città, che saranno serviti dalle 7:30 del mattino dai bus navetta gratuiti che porteranno le persone verso il centro e poi a fine manifestazione li riporteranno fuori. Quanta gente vi aspettate? Ma noi ci aspetteremo quelli 7-8 mila alpini che verranno a sfilare, perché questi sono i numeri che in effetti arriveranno a Belluno. Quindi contiamo che ogni alpino possa avere anche un parente, quindi pensiamo sui 15.000. Si comincia domani pomeriggio con l'apertura del Museo del Settimo a Sedico a Villa Pat, al quale noi teniamo in modo particolare perché ci saranno i nostri alpini del Settimo che faranno l'apertura e che daranno le dovute spiegazioni. Alle 17 qui al Parco Città di Bologna in centro a Belluno ci sarà l'apertura e il taglio del nastro della cittadella della protezione civile e in più dei campi scuola dei nostri ragazzi che interverranno numerosi per la presentazione di quello che stanno facendo all'interno dei campi scuola. Poi la sera ci sarà così una testimonianza, chiamiamola pure spettacolo, per quanto riguarda quello che è il momento di solidarietà degli alpini, della loro storia e anche poi della generosità con la quale si sono messi a servizio delle comunità per le emergenze e per tutti i bisogni delle comunità. Questi dunque gli eventi di venerdì, poi sabato il Neve Galla Santa Messa, in Piazza Martiri l'alzabandiera ufficiale e poi domenica mattina dalle 7:30 lo sfilamento, il gran finale. Tutti eventi che continueremo a raccontarvi in diretta qui da Belluno. Esercitazione della stazione di soccorso alpino di Belluno sulla parete del Burel nel gruppo della Schiara. La squadra è stata elitrasportata in quota simulando un soccorso reale. Si è trattato di una forma di addestramento molto tecnico, anche di carattere esplorativo, viste le componenti ambientali e morfologiche portato a termine su una delle pareti più vertiginosi delle Dolomiti, considerata come forse la più selvaggia d'Europa. Ed è stato presentato a Belluno l'intervento di ammodernamento delle vie ferrate Sperti e Marmol, un'operazione che fa parte di un piano strategico di miglioramento dell'offerta turistica dell'alta montagna. Oltre 150.000 euro per 2 ferrate con cui salire e scendere la Schiara, ultimo tratto dell'alta via numero 1 verso il centro di Belluno. La Marmol era in discrete condizioni e non verrà mai chiusa nemmeno durante i lavori, mentre la Sperti era inagibile da anni, ma i parenti della persona a cui è intitolata hanno voluto metterci del loro finanziando con 15.000 euro la riapertura della stessa. L'idea era tra noi cugini di decidere di proprio quello che ho detto prima, dobbiamo farla, e andando alla ricerca sui giornali e su internet abbiamo trovato che era chiusa e questo ci ha sconvolto completamente i piani. L'età nostra avanza, volevamo assolutamente poterlo fare. Quando abbiamo sentito che c'era già un progetto sulla cosa, abbiamo voluto contribuire perché potesse essere realizzato e finalmente poterla fare. Un'operazione complessa che richiederà 3 mesi di intervento. Capofila è l'Unione Montana Valbelluna, con la partecipazione della Regione, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, del Comune di Belluno e l'utilizzo di ben 78.000 euro provenienti dal Fondo Comuni Confinanti. Noi permetteremo ai turisti, e sono tantissimi e soprattutto stranieri che fanno l'altavia, di arrivare poi e scendere nella città, che ricordo sempre il capoluogo delle Dolomiti Venete e che quindi può avere assolutamente tantissime opportunità da questo. Siamo a Feltre con la mostra dell'artigianato, anche Comune ed Ente Parco diventano protagonisti.
Quella che verrà inaugurata giovedì prossimo alle 18 sarà la 37esima edizione della mostra dell'artigianato di Feltre, una edizione che vedrà partecipare 120 espositori, tanti quanti è possibile ospitarne negli spazi previsti. Sarà la prima edizione post-Covid nella sua interezza, perché gli anni scorsi l'abbiamo sempre fatta, anche l'anno del Covid, il 2020, perché le cose non si lasciano mai sospese, perché se si perde un anno in queste manifestazioni si rischia di non riaprirle più. Artigianato, ma non solo, con iniziative che vedono protagonista il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e partecipi molte scolaresche delle scuole elementari. Mostra dell'artigianato che vede attore anche il Comune, che attiverà alcune iniziative utili a far sì che, da parte dei visitatori, ci possa essere una fruizione anche culturale della città. Abbiamo ampliato l'orario di apertura del Museo Civico e del Museo Rizzarda, adeguandolo all'orario di esposizione della mostra. Abbiamo inoltre ridotto il biglietto d'ingresso a 2 euro per tutti i visitatori della mostra e poi collaboriamo con l'ente organizzatore nell'organizzazione di un confronto sulla tematica delle comunità energetiche dal titolo Comunità energetiche, opportunità e sostenibilità in un mondo che cambia. Questo era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito anche questa sera, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Si afferma gradualmente sull'Italia l'alta pressione, ma attendiamoci ancora una locale variabilità. Il dettaglio di venerdì 16 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Di pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai monti, dove saranno probabili consueti temporali in locale estensione fino alle pianure limitrofe. Di sera rasserenamenti. Temperature in locale aumento, minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25-28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi e sulle zone limitrofe, potrebbero essere anche forti. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma non sono esclusi, come vediamo, anche dei brevi rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.